Noi abbiamo bisogno di modelli femminili di riferimento. L'Italia è avanti a livello di empowerment grazie alla legge Golfo-Mosca che ha imposto delle quote di genere. Gli organismi delle società pubbliche erano tutti maschili e quindi hanno dovuto obbligatoriamente inserire delle donne. Questo ha fatto scoprire tutto quel sottobosco di donne qualificatissime a cui però era precluso il passo successivo di entrare nelle stanze dove c'erano le leve del comando. È avvenuto questo grazie a una legge. La cultura però cambia con molta più lentezza. Purtroppo non va detto che si tratta di mentalità maschile, questa è mentalità endemica di uomini e donne. Una di noi ha una competenza professionale e una storia, però gli obiettivi e gli ideali che ci hanno fatto incontrare e che ci fanno lavorare insieme oramai da 12 anni, perché noi siamo in rete. E ci incontriamo abitualmente, ci confrontiamo, ci sentiamo al telefono, siamo diventate amiche perché abbiamo lavorato insieme, perché ci siamo riconosciute sorelle. Non posso usare sinceramente un termine migliore, non siamo amiche, siamo sorelle.